20 militari a rinforzo sul territorio più caldo della Marca. Da domani saranno impegnati in pattugliamenti e controllo, come richiesto dal prefetto Laura Lega, nei distretti di Treviso, Casier e Oderzo. Facile dunque intuire come si sia scelto di schierare il contingente di lagunari serenissimi di Venezia Mestre proprio dove insistono le caserme che accolgono migranti e spesso al centro di tensioni con la popolazione. Ci sono due considerazioni da fare. Una, che allora il fatto che arrivino questi 20 militari sta a significare che non è poi tutto così tranquillo e normale come continuano a dirci e che quindi le preoccupazioni forse sono anche fondate. Due, ben vengano i 20 militari, ma se la polveriera dovesse prendere fuoco di sicuro non sarebbero sufficienti. È comunque felice della notizia la sindaca di Oderzo, ben venga qualsiasi rinforzo, dice però per il futuro i rischi sono inevitabili. Il problema sociale è inevitabile, nel senso che è inutile negare tutti possono immaginare cosa succederà quando i richiedenti asilo usciranno dalle caserme, verranno riconosciuti clandestini, usciranno e non troveranno lavoro. Quello sarà un problema sociale che non sarà placato certo dalla presenza di 20 militari. E sugli stage per profughi, forzuti e senza pretese retributive, come raccontato nei giorni scorsi nei nostri telegiornali, il sindaco plaude la richiesta di chiarimenti da parte della prefettura, però lancia una nuova preoccupazione. Gira voce che lavorino in nero per 3 euro all'ora. È una voce, per carità, non sta a me verificarla, rispetto al lavoro forse sì.